La Procura di Agrigento fa richiesta di rinvio a giudizio a carico di 31 dipendenti del comune di Favara accusati di assenteismo. Sequestrati pozzi abusivi di acqua dai carabinieri di Sciacca, l'operazione in collaborazione con il Genio Civile e l'ASP di Agrigento. Visita oggi del generale di brigata e comandante della regione Sicilia del Monaco al comando dei carabinieri provinciali di Agrigento. Sono entrati in servizio oggi 11 nuovi magistrati al Tribunale di Agrigento. Illustrati dall'ASP i dati del servizio Breast Unit e le azioni di screening oncologico effettuati dall'azienda ospedaliera. Un cittadino di Agrigento denuncia l'azione vessatoria nei suoi confronti da parte del comune di Agrigento, pignorata la sua pensione per bollette IMU e Tari su immobili a lui intestati ma non in suo possesso. Incontri letterari oggi al Politi di Agrigento sui 100 anni della nascita dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri. Bilancio finale del progetto Cibo di lunga vita a Ribera, l'Arancia DOP protagonista. La musica edilizia ad Agrigento con un concerto dell'Associazione Filarmonica Santa Cecilia. Buongiorno con un nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 19 dicembre, venerdì. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avanzato una richiesta di rinvio a giudizio a carico di 31 dipendenti del comune di Favara accusati di assenteismo. Si tratta di una maxi attività investigativa condotta dalla Tenenza cittadina dei Carabinieri con pedinamenti, intercettazioni. I militari dell'Arma hanno documentato numerosi episodi tra l'estate del 2022 e il marzo dell'anno successivo. La prima udienza è stata fissata per il 2 marzo dell'anno prossimo davanti al GUP del Tribunale di Agrigento Alberto Lippini. Gli indagati sono in forza a vari uffici amministrativi, custodi, assistenti, giardinieri, un geometra e un appartamento anche alla Polizia Municipale. Tra i vari episodi contestati, i dipendenti indagati si sarebbero scambiati il badge, altri avrebbero timbrato per coprire i colleghi assenti che, pur risultando in servizio, si sarebbero dedicati a faccende private. C'è chi sarebbe tornato a casa, altri sarebbero andati al mercato, in enoteca, in chiesa o a svolgere addirittura lavori edili. Secondo la Tenenza dei Carabinieri di Favara, i casi accertati sarebbero centinaia. L'indagine avviata nel 2020 ha portato all'iscrizione di 31 dipendenti per truffa aggravata e continuata. La vicenda è esplosa quando i militari hanno acquisito i documenti direttamente dal comune di Favara. Controlli dei carabinieri in collaborazione con il Genio Civile e l'ASP a Sciacca sul trasporto dell'acqua per uso domestico, emersi anche irregolarità per 2 pozzi trivellati privi delle necessarie autorizzazioni. Sono state riscontrate carenze igienico-sanitarie. Il nostro servizio. A Sciacca i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un controllo presso una ditta operante nel settore del trasporto di acqua per uso domestico convenzionata con l'AICA. L'attività ispettiva è stata svolta congiuntamente al personale del Dipartimento regionale del Genio Civile, del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP di Agrigento Polo di Sciacca nell'ambito delle verifiche finalizzate al rispetto della normativa in materia di gestione delle risorse idriche e delle condizioni igienico-sanitarie. Nel corso degli accertamenti dei militari sono emerse irregolarità di natura amministrativa consistenti nella realizzazione di 2 pozzi trivellati e privi delle prescritte autorizzazioni, mostranti carenze relative ai requisiti igienico-sanitari dei locali e alle procedure di prevenzione degli agenti infestanti. A seguito delle violazioni riscontrate, gli enti competenti hanno proceduto, nei conti del titolare della ditta, un 46enne di Sciacca, all'irrogazione delle previste sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 5.000 euro. Il Genio Civile provvederà inoltre all'emissione di un'ordinanza di demolizione delle opere non autorizzate.
I controlli, svolti in sinergia tra l'Arma dei Carabinieri e gli enti preposti, proseguiranno nei prossimi mesi al fine di garantire la tutela della salute pubblica, la corretta gestione delle risorse idriche e il rispetto delle norme a salvaguardia dei cittadini. E nella mattinata odierna il generale di brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della regione Carabinieri Sicilia, ha fatto visita al comando provinciale Carabinieri di Agrigento per il tradizionale scambio di auguri in occasione delle prossime festività natalizie. Il generale, accolto dal comandante provinciale colonnello Nicola De Tullio, ha incontrato gli ufficiali della provincia, una rappresentanza dei comandanti di stazione, dei militari dei vari ruoli, delle articolazioni presenti sul territorio e della locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Nel corso dell'incontro il comandante della Legione ha rivolto un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini dell'Arma per l'impegno quotidiano profuso al servizio delle comunità, sottolineando il valore della coesione, del senso di responsabilità, dello spirito di appartenenza che contraddistinguono l'azione dei carabinieri anche nei momenti di maggiore complessità operativa, spesso caratterizzati da sacrifici personali, rimarcando l'importanza del presidio dell'Arma quale punto di riferimento per la cittadinanza a tutela della legalità e delle fasce più vulnerabili. 11 nuovi magistrati sono entrati in servizio al Tribunale di Agrigento davanti a un collegio composto dal presidente del Palazzo di Giustizia di Via Mazzini, Giuseppe Milisenda Giambertoni. Si sono insediati 5 giudici e 6 pubblici ministeri. I giudici sono Laura Torregrossa, Michele Agrifoglio, Giuseppe Guarino, Matteo Rametta, Luigi Vivacqua. In procura sono arrivate Alessandra Scioli, Carola Bisanti, Alessandra Chiffi, Matteo Maria Orlando, Denise Venturino e Federica Rabaioli. Sorpreso a rubare un tavolo e 4 sedie e altri arredi esterni di un bar lasciati sul marciapiede e di proprietà del proprietario dell'attività commerciale. Tutto ciò è successo a Licata, dopo l'una dell'altra notte, preso di mira il bar di via Generale Alimondi, in pieno centro urbano. A finire nei guai è stato un 47enne licatese. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento dai carabinieri della compagnia di Licata. Deve rispondere dell'ipotesi di furto. Il 47enne, dalla ricostruzione dei fatti, si è impossessato di quasi tutti gli arredi esterni del bar. Grazie al tempestivo e immediato intervento dei carabinieri di Licata è stato acciuffato, portato in caserma e denunciato all'autorità giudiziaria. Momenti di terrore per un professionista in pensione e per la moglie aggrediti a scopo di rapina nella loro villetta nelle campagne di Licata. Secondo la ricostruzione dei fatti, i malviventi sarebbero penetrati all'interno dell'abitazione immobilizzando la coppia di coniugi, intimando di consegnare denaro e gioielli. I ladri, dopo aver rovistato nelle stanze, hanno trovato e portato via poche decine di euro e una catenina d'oro. A parte il grosso spavento, per fortuna nessuno avrebbe riportato traumi sull'accaduto. Stanno indagando i poliziotti del locale commissariato che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, verificando eventuali elementi utili all'identificazione dei responsabili. Ad agire nel corso delle ore notturne sarebbero stati almeno 2 malviventi che hanno tentato di mettere a segno un furto in una tabaccheria a Sant'Angelo Muxaro. Con l'utilizzo di una scala hanno forzato una finestra laterale, ma per loro sfortuna, prima di intrufolarsi dentro, si è attivato il sistema di allarme e in fretta e furia sul luogo è accorso il figlio della proprietaria. A quel punto i delinquenti, vistosi scoperti, sono scappati a mani vuote. Di lì a pochi attimi è giunta la segnalazione al 112 e sul luogo indicato sono arrivati i carabinieri. Dei malviventi però nessuna traccia, hanno avuto tutto il tempo di guadagnare una via di fuga a bordo di un'auto. La titolare dell'attività commerciale ha presentato la denuncia a carico di ignoti. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.
Conferenza stampa oggi relativa ai dati del servizio Breast Unit dell'ASP di Agrigento in sinergia con le azioni di screening oncologico. Sentiamo in merito il direttore sanitario aziendale Raffaele Elia. Allora, alla fine dell'anno noi chiudiamo con 150 interventi di carcinoma della mammella. Il decreto Balduzzi l'abbiamo seguito e l'abbiamo ossequiato, quindi significa che la paziente a cui viene fatta la diagnosi di carcinoma della mammella viene seguita, operata con il supporto psicologico e soprattutto con la presenza del chirurgo plastico, che infatti ci stiamo dotando anche di dirigenti medici di chirurgia plastica. Oggi di carcinoma della mammella si può guarire solo se si riesce a fare la diagnosi in maniera precoce, e per fare diagnosi in maniera precoce ne approfitto di questa emittente per dire a tutte le cittadine che sono nella fascia 49-69 di portarsi verso i centri screening che sono distribuiti in tutta la provincia, dove sono presenti anche aperti il sabato e la domenica, per portarsi, ripeto, nei nostri centri e quindi fare diagnosi. Il 9% di coloro che fanno diagnosi precoce guarisce di carcinoma della mammella, quindi pensiamo alle nostre vite, che la nostra vita è estremamente importante, ed è per questo che vi invito tutti a fare lo screening. Per quanto riguarda il prosieguo terapeutico, abbiamo un gruppo oncologico multidisciplinare costituito dai migliori specialisti, tant'è che noi quest'anno abbiamo incrementato di molto il numero di interventi. Ciò significa che non è aumentato il numero di tumori, ma è diminuita invece la fuga verso altre aziende. Numerose le problematiche sorte ai cittadini ad Agrigento a seguito del provvedimento del Comune di pignorare i propri conti correnti degli utenti per bollette IMU e Tari non pagate risalenti dagli anni 2014 in poi. È il caso dell'ingegner Dino Barone, che ha visto pignorarsi la sua pensione per immobili a lui attribuiti ma non in suo possesso. Barone lancia anche un appello alla Meloni di inviare un commissario ad Agrigento per interessarsi della vicenda. Sentiamo l'ingegnere Barone. Siamo con l'ingegner Dino Barone, che ci vuole raccontare un po' brevemente la sua storia legata ai pignoramenti che il comune di Agrigento ha fatto nei confronti di tanti utenti, tra cui lui, che gli è stata bloccata la pensione. Ecco, brevemente qual è il problema che lei evidenzia in questa intervista? Sì, nel mese di novembre, anzi proprio il 3 novembre, il giorno in cui io avrei dovuto prelevare col bancomat la pensione del mese di novembre, in base al decreto di pensionamento, arrivo al bancomat e la carta di prelevamento è bloccata. Chiedo al direttore e il direttore mi fa stampare circa 3 pagine, quindi 3 fogli, in cui c'era scritto che avevo ricevuto con l'indirizzo di posta elettronica della banca e non quello mio, parcopirandello@pec.it, ma di altre persone, non sappiamo chi. E quindi anche questo, diciamo, non mi è stato mai notificato ufficialmente, se non dal direttore della banca, dove io tengo o canalizzato, si dice, la mia pensione. Immediatamente mi avvertono che ho il bancomat bloccato e quindi posso prelevare solo una futile somma per poter sopravvivere, soprattutto per fare sopravvivere mia figlia che studia medicina a Enna. Circa 600 euro rispetto alla pensione che invece mi toccava. Poi nei giorni successivi vengo a sapere che immediatamente con, diciamo, il Tribunale di Agrigento, un giudice del Tribunale di Agrigento ha sospeso il pignoramento
ma il direttore ha preso insieme ai suoi collaboratori, vice direttore, cassiera, tutti erano là, dai giornali, dalle stampe e da voi, che il pignoramento era stato sospeso, ma mai l'amministrazione comunale ha provveduto a notificare alla banca o al direttore della banca il pignoramento. Però c'è un problema, lei dice che sono arrivati dei tributi da parte del comune di appartamenti a lei non intestati. Sì, anche oggi. Stamattina infatti provengo dalla posta che c'è di fronte al Tribunale di Agrigento, diciamo, diciamo perché ieri è arrivata la raccomandata e ho subito aperto la busta, l'ho letta in macchina prima di arrivare qui per vedere se i provvedimenti sono sempre gli stessi da circa 25 anni. 25 anni che sono ogni volta costretto, almeno io che ho una PEC, per fortuna o purtroppo, diciamo per fortuna, di poter rispondere nei tempi utili a questi diciamo, note, in cui assolutamente si dice quali sono i motivi. Innanzitutto oggi è arrivata la Tari del 2019. Bene, gli appartamenti, il numero 15 del foglio 149 sub 50 non è di proprietà dell'ingegnere Barone, bensì del signor X che paga regolarmente la sua quota. Quindi dico, che cosa chiede lei sostanzialmente? Andiamo al succo dell'intervista. Che vengano ritirati diciamo, questi funzionari, egregio signor Sindaco, che tu giustamente vanti perché sono dei lavoratori e i lavoratori vanno sempre vandati, però vanno vandati e fatti e redarguiti ogni volta che gli tocca essere redarguiti. Qua si fanno degli errori e quindi mi rivolgo al presidente Meloni che è venuto a Piazza Cavour, ha avuto il mio voto sul palchetto, ha fatto un bellissimo comizio nella campagna elettorale del 2022. Io ho votato per il presidente, diciamo, Meloni. Giorgia, e le dico, caro presidente, ti rendi conto che ad Agrigento è necessario, se lo vuoi, la presenza di un commissario ad acta per fare funzionare questa città? Narrare Agrigento, questo è il tema dell'incontro che si è svolto stamani all'Istituto Politi di Agrigento, dedicati ad Andrea Camilleri nel suo centenario della nascita. Noi abbiamo seguito l'evento. Un'interessante iniziativa oggi tra gli alunni con alcuni autori di livello sicuramente importante come Savatteri e la professoressa Castiglione per discutere anche di Camilleri. Sì, una di quelle occasioni che sono state progettate dai consigli di classe e dai dipartimenti disciplinari all'inizio dell'anno sono percorsi che si svolgono durante le ore curriculari con la guida dei docenti e con la volontà degli studenti di scoprire i nostri autori e le pagine di Andrea Camilleri, facendo poi da protagonisti negli incontri con lo scrittore stamattina e con la professoressa Marina Castiglione per parlare di territorio con le sue luci e le sue ombre e per riuscire a riconoscere la bellezza di ciò che abbiamo, ma anche uno sguardo critico e plurale rispetto a tutto quello che Agrigento e il nostro tempo possono offrire. È bello per noi durante la preparazione scoprire anche diversi talenti nei ragazzi, tutte le sfumature che appartengono alla loro variegata personalità e attraverso queste esperienze migliorare sempre l'approccio educativo e didattico, perché di fatto la scuola deve essere proprio questo, cogliendo l'esempio della fiaccola che in questi giorni ha attraversato le vie di Agrigento. Riteniamo oggi di proseguire in quel segno e provare a passare ai ragazzi un testimone importante, fondamentale, di grande qualità. Sì, Camilleri è un grande narratore della provincia di Agrigento, di
Vigata, di Porto Empedocle, di Montelusa, cioè di Agrigento. Ed è un modello, credo, per moltissimi ragazzi e ragazze che vogliono, appassionati di lettura o che vogliono scrivere, che vogliono comunque raccontare il loro territorio. Quindi questo incontro serve proprio a questo, partire da un grande esempio per capire ognuno a modo suo come può raccontare la sua terra, il suo paese, la sua città e la sua provincia. Parliamo anche di Macri, tu sei l'autore di questa bellissima serie della RAI che sta avendo tanto successo. Ecco, da cosa hai tratto ispirazione? Ho tratto ispirazione da un modo di raccontare la Sicilia, spero un po' diverso dal passato, un modo che sia anche divertente, ironico e che racconti questa nostra Sicilia contemporanea, del tempo di oggi, dove molti luoghi comuni vengono sfatati e vengono smontati. E Macri quindi è diventata anche una cosa che appassiona tanti italiani e non solo i siciliani, e che naturalmente avrà una quinta serie che si comincerà a riprendere sul set nella primavera del 2026. Ecco, dopo gli appuntamenti della Vigata sui 100 anni di Camilleri alla stazione ferroviaria, oggi si fa un giro qui al Politi per parlare appunto di Camilleri agli studenti. In quale prospettiva? Allora, questo è stato un anno particolarissimo, felice, perché l'Università degli Studi di Palermo insieme alla Sovrintendenza Beni Culturali di Agrigento è riuscita a organizzare davvero tante cose che hanno raggiunto un pubblico differenziato, però abbiamo pensato insieme alla dottoressa Nuccia Gulli di rivolgerci soprattutto alla formazione in generale, un po' perché io vengo dall'università e un po' perché ci è sembrato che non fosse il caso di fare soltanto presentazione di libri, e quindi abbiamo lavorato sia con un corso di formazione per insegnanti che si è svolto ad Agrigento a fine ottobre, e poi con questo ciclo che si intitola Narrare Agrigento e che ha visto in campo, oltre al professore Angelo Campanella che oggi presenterà qui, lo scrittore giornalista Gaetano Savatteri, che è una delle eccellenze di questo territorio e che immagino parlerà anche di Camilleri e della scrittura letteraria. Abbiamo avuto un primo incontro il giorno 2 dicembre con degli altri colleghi che sono venuti all'Università di Palermo, cioè il professore Madonia e la professoressa Carmina. Quindi questo ultimo ciclo è proprio dedicato alla fascia più giovane, a giovani di liceo, che credo oggi ci insegneranno tante cose, perché so che hanno lavorato tanto e ci presenteranno il frutto di questo loro percorso di lavoro sugli scritti di Andrea Camilleri, e quindi forse anche loro attraverso Camilleri avranno conosciuto pezzi del territorio, come è nell'intento del ciclo Narrare Agrigento. Il Liceo Politi ha una tradizione di ospitalità verso gli scrittori locali, ma soprattutto di taglio nazionale. Ogni anno noi organizziamo incontri con gli autori e dibattiti interessanti per i nostri studenti. Oggi abbiamo il privilegio di avere con noi Gaetano Savatteri, e questo evento è particolarmente significativo e doppiamente valido per noi, perché oltre ad ospitare uno scrittore importante abbiamo anche la possibilità di entrare nell'ambito di un discorso su Camilleri nell'anno del centenario della nascita. Quindi questa attività si chiama Narrare Agrigento e serve ai ragazzi per approfondire il confronto tra i luoghi filtrati attraverso la letteratura. I ragazzi hanno letto le pagine di Pirandello, certamente, di Sciascia e soprattutto di Camilleri, e li hanno confrontati poi con i luoghi per come loro li vivono e li raccontano. Con noi quindi ci sarà la professoressa Marina Castiglione, ordinario di linguistica all'Università di Palermo e che è impegnata negli eventi su Camilleri ormai da alcuni mesi, quindi a partire da settembre, tutti gli eventi che ci sono stati, e Gaetano Savatteri. Quindi siamo doppiamente felici di questo, di dare ai nostri ragazzi un'opportunità di approfondimento di qualità. I ragazzi sono stati veramente entusiasti di svolgere lavori originali. Addirittura un gruppo di ragazzi ha creato un gioco che si chiama Vigatopoli, quindi una variante del Monopoli con i luoghi di Vigata, con i luoghi camilleriani, e poi tanti altri lavori, slide, eccetera.
Bilancio delle attività del progetto finanziato dalla Regione Siciliana del cibo di lunga vita che si è svolto a Ribera, una 4 giorni tra sapori, salute e tradizione. L'arancia di Ribera Doc, protagonista dell'evento. Il servizio. Oggi insieme all'Università di Palermo, a docenti e ricercatori, insieme a scuole, insieme al Consorzio di tutela delle arance, insieme al Galle, al distretto, al Comune di Ribera, si farà il punto sui risultati finali dal punto di vista scientifico di questo progetto e io ringrazio l'assessore regionale all'agricoltura che ci ha creduto e ha finanziato le azioni previste nel progetto, così come devo ringraziare l'assessore alla pubblica istruzione Turano che ha finanziato un progetto molto simile per gli istituti alberghieri del nostro territorio, di cui Scuola Capofila e l'Istituto Alberghiero di Bisacquino. Siamo in un anno magico perché la regione siciliana è stata riconosciuta regione della dieta mediterranea, la cucina italiana è riconosciuta dall'UNESCO qualche giorno fa. E nel nostro territorio il valore economico della ristorazione da sola vale 700 unità lavorative, più tutte le aziende che trasformano, per cui se mettiamo insieme la bellezza dei nostri territori, l'eccellenza dei nostri prodotti, la maestria di chi trasforma con le ricette delle nonne e delle mamme nelle cucine della ristorazione sicana questi prodotti, insieme anche a questa nuove professionalità che crescono e sono formate dentro gli istituti alberghieri, penso che è una grande occasione per rilanciare un territorio che del cibo ne fa una ragione di vita, come scriveva una rivista specializzata nel mese di ottobre. Ormai tutta la socialità nostra si declina con i cibi e con le degustazioni, apprezzando la qualità e anche la memoria che un cibo porta insieme al gusto e ai sapori. La promozione delle nostre eccellenze, dell'eccellenza del nostro territorio, e oggi parleremo della meravigliosa arancia di Ribera DOP, oltre a rappresentare, così come abbiamo spiegato in tutti questi mesi, un prodotto di grande qualità anche dal punto di vista salutistico e quindi si lega alle vie del cibo della lunga vita, perché abbiamo avuto dimostrazione con dati alla mano della longevità dei cittadini del nostro territorio, dell'area dei Sicani e anche a Ribera con tantissimi ultracentenari. È chiaro che è un'occasione per promuovere dal punto di vista turistico, culturale il nostro territorio. Ecco che questa iniziativa che vede anche la presenza di docenti universitari che parleranno di queste qualità salutistiche della nostra arancia e della bellezza del nostro territorio legato alle nostre produzioni, e ci permette di concludere per quanto riguarda Agrigento Capitale della Cultura questo ciclo che abbiamo voluto dedicare alla nostra agricoltura, ai nostri prodotti e al nostro territorio. Chiaramente bisogna valorizzare sempre di più le cose belle, importanti che il territorio offre. Dobbiamo avere questa capacità di fare sinergia, di fare squadra, di far incontrare alla comunità anche altre istituzioni. Oggi abbiamo il mondo scolastico, abbiamo l'Istituto Superiore Francesco Crispi, i ragazzi delle scuole che hanno partecipato ad un progetto importante che li ha fatti apprezzare e conoscere anche in tutta Italia. Questo è il lavoro che va fatto, lavorare in maniera sinergica, le varie istituzioni, collaborazione tra enti locali, istituzioni scolastiche, associazioni, organismi intermedi, per far sì di creare nuove occasioni di sviluppo per le nuove generazioni, valorizzare il nostro territorio, le bellezze, le nostre produzioni enogastronomiche. In questo modo aiuteremo questa Sicilia a crescere e soprattutto questa porzione di territorio della nostra provincia di Agrigento, che è quella delle aree interne dei Sicani. Linea alla regia per la pubblicità. Dall'Ottocento musicale agrigentino all'età contemporanea, l'armonia della capitale della cultura, questo è il tema del concerto organizzato dall'Associazione Filarmonica Santa Cecilia di Agrigento, che hanno proposto anche musiche del musicista agrigentino Michele Lizzi di Agrigento. Ne abbiamo parlato con Rita Capodicasa. Parliamo di questa iniziativa che si è svolta presso il museo, dedicata anche a uno degli autori agrigentini musicali, Lizzi.
Sì, la grande storia della musica d'Agrigento, finora poco ricordata, tra virgolette, nel filone della musica colta, è stata ripercorsa grazie ad un evento importante che si è svolto alla chiesa di San Pietro domenica scorsa e promossa dall'Accademia Filarmonica Santa Cecilia di Agrigento, Peppe Mondana, il maestro di coro Emanuele Di Bella, che hanno seguito dei brani storici per la nostra terra, a partire da Pirandello e la musica, fino ad arrivare a Michele Lizzi. La professoressa Lilia Cavaleri è partita da un excursus proprio sull'Ottocento musicale agrigentino, i nostri compositori anche un po' dimenticati se vogliamo, e fino ad arrivare a uno spazio su Michele Lizzi, illustre compositore che si è profondamente ispirato al mito della nostra Acragas, a partire dalle grandi opere premiate di Pandea, L'amore di Galatea e per finire la sagra del Signore della Nave sul testo di Pirandello, sono stati quelli portati nei più grandi teatri siciliani e che tra gli anni 50 e 60 dietro lustro a questo compositore che aveva anche il sogno di eseguire qualche grande opera nella nostra valle. Chissà un giorno potremmo farlo. È stata eseguita un'importante opera pianistica inedita, manoscritti inediti però che hanno fatto rivivere questo compositore, la sonata in La. La sonata in La dedicata alla pianista Gigliola Rizzuto, recentemente scomparsa, eseguita dal maestro Alessio Francolino, alla fine della quale esecuzione il pubblico contento si è alzato in piedi con un applauso scrosciante, segno che questa diversità e non banalità della musica di Lizzi ha toccato, è entrata, è arrivata al pubblico presente che gremiva la sala, non soltanto agli addetti ai lavori, perché è una musica del Novecento chiaramente non facilmente percepibile, ma ha coinvolto un pubblico di profani che hanno apprezzato tanto la musica di questo compositore. Ci riproponiamo di scrivere degli atti e di fare delle altre pubblicazioni e delle ricerche che lo risveglieranno, lo riesumeranno alla memoria e restituiranno quello che lui ha dato ad Agrigento.
Vediamo adesso un servizio dei colleghi di Messina sul porto di Tremestieri Etneo. Si cerca di correre ai ripari per affrontare i gravi ritardi che continuano a caratterizzare l'appalto del porto di Tremestieri, avvolto ancora da incertezze riguardo alla realizzazione di alcune opere. L'autorità di sistema ha deciso di intervenire nominando una commissione interna, guidata da Ettore Gentile, che supporterà la direzione lavori e il RUP. Un vertice tecnico, previsto per gennaio, vedrà anche la partecipazione dell'attuale commissario Francesco Di Sarcina. Restano interrogativi su tempi e modalità di avvio dei lavori sulla diga foranea, considerata l'elemento centrale del progetto. Le trivellazioni preliminari necessarie alla costruzione avrebbero dovuto iniziare lo scorso luglio, ma al momento non si hanno notizie ufficiali in merito. Secondo il capitolato, il porto dovrebbe essere completato entro luglio 2026, tuttavia, con i lavori attualmente fermi al 37%, raggiungere questa scadenza sembra sempre più improbabile. Non è chiaro se le trivellazioni annunciate per metà novembre, fondamentali per valutare le difficoltà tecniche e apportare eventuali modifiche al progetto, siano effettivamente iniziate. Finora si sono svolte solo riunioni preliminari. L'autorità di sistema prevede di effettuare un controllo interno sugli aspetti tecnici nei propri uffici di via Vittorio Emanuele, probabilmente a gennaio. Il presidente Rizzo ha istituito una commissione interna per avere un quadro preciso della situazione e ha annunciato che, una volta raccolte tutte le informazioni necessarie, verranno convocati i sindacati, comprensibilmente preoccupati. La UIL, in particolare, critica l'assenza di una comunicazione adeguata e teme che il progetto si trasformi nell'ennesima opera incompiuta. Nel frattempo, per il vecchio porto si registrano 18 offerte relative al dragaggio permanente, incluso in un accordo quadro che punta a rendere i lavori di mantenimento più rapidi ed economici, riducendo i disagi causati dai continui insabbiamenti. Sotto la stessa stella, il Natale del dono che unisce la Sicilia. Ce ne parlano i colleghi di Caltanissetta. Anche quest'anno il calendario natalizio di Caltanissetta si arricchisce di appuntamenti dedicati alla tradizione, alla solidarietà e alla valorizzazione del territorio grazie a una stella nel borgo, il dono di Natale, il progetto promosso dalla 1-1 nell'ambito degli eventi organizzati dal Comune. Pensato come un percorso che unisce comunità e partecipazione, una stella nel borgo si articola in diversi momenti, con un'attenzione particolare ai più piccoli. Tra le iniziative in programma infatti rientra Rigiochiamo, il progetto solidale che da anni coinvolge bambini e famiglie nella raccolta e nel riciclo dei giocattoli usati, promuovendo il riuso e la condivisione. Per l'edizione di quest'anno l'attività è realizzata dal Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana grazie a un finanziamento dell'Assessorato Famiglie, Politiche Sociali e Lavoro della Regione Siciliana. L'iniziativa ha visto anche la collaborazione e il supporto logistico organizzativo di Poste Italiane e il coinvolgimento di numerose scuole di Palermo, Comiso, Messina, Catania e Caltanissetta, permettendo il recupero di migliaia di giochi destinati a una nuova vita e alla donazione ai bambini meno fortunati. A partire da oggi la raccolta dei giocattoli diventerà permanente grazie ai contenitori Ecoplast messi a dimora nelle scuole. Nei prossimi giorni la manifestazione Una stella nel borgo si arricchirà di ulteriori appuntamenti. Il 23 dicembre è in programma l'albero di Natale formato dai trattori, un'iniziativa dal forte valore simbolico che richiama l'importanza dell'agricoltura per il territorio e la capacità della comunità di fare rete, diventando un momento di incontro per la città. Il 28 e 29 dicembre invece l'antico quartiere Provvidenza si trasformerà in uno scenario a cielo aperto per ospitare la natività attraverso un percorso tra tradizione e contemporaneità. Nell'occasione è prevista la prima distribuzione, a cura del Comitato Nisseno della Croce Rossa, dei giocattoli raccolti durante Rigiochiamo, mentre una seconda consegna è in programma per il 6 gennaio, un esempio concreto di come lo spirito del Natale possa tradursi in iniziative reali e partecipate. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle ore 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.